Bene, cominciamo, siamo un po' in ritardo, ma finalmente ci siamo. Benvenuti a un'altra serata di inquadro d'autore, le serate che facciamo dedicate agli autori fotografici. Questa sera abbiamo ospite Stefano Cobre. Si può accendere il Mi sentite anche senza microfono? No, accendi. Questa sera andiamo a trattare un argomento che è anche molto, se volete, d'attualità, no? Quindi la fotografia di informazione, la fotografia giornalistica. Lo facciamo con Stefano, che è da 10 anni che segue l'argomento, lo fa in particolare per il Gazzettino. Sì. 9 anni per esempio. 9 anni, ecco. Stefano è fotografo da lungo tempo, fa parte del consiglio di amministrazione della cooperativa fotografica che fornisce il servizio al Gazzettino, quindi esperienza ne ha sicuramente da raccontare e anche da farci vedere, credo. Niente, lascerei la parola a Stefano, che so che farà una piccola introduzione su quello che è il suo lavoro, su chi è lui, su come anche ha cominciato con le foto. Vi ricordo che se volete sostenerci per quel che riguarda le spese di questa serata potete serarvi all'associazione, basta chiedere a uno qualsiasi di noi, anche l'interesse dopo, oppure c'è la settimana all'offerta per fare un po' la serata. Detto questo, lascio la parola a Stefano. Sarà una serata un po' diversa perché di solito è solo l'autore che parla. Ci piacerebbe che questa sera ci fosse anche uno scambio, perché immagino che più di qualcuno avrà delle domande da fare o una curiosità da provare a svelare, per cui ben accette le domande, insomma, da serata di nuovo, anche per una segnale. Detto questo, bene, buona serata e vai Stefano. Buonasera, sono un po' emozionato la prima volta che mi trovo a parlare davanti a un gruppo, sì, per un gruppo così ampio. Mi dicevo, chiamo Stefano, faccio il fotografo di Gazzettino da 9 anni e mezzo, ho iniziato a febbraio 2013, ho fatto un po' di affiancamento prima con un collega. Io nasco come fotografo inizialmente per crearmi dei ricordi in gioventù. Ho iniziato a fare i primi corsi fotografici, poi ho comprato le prime macchine fotografiche, mi è successa una sventura, la macchina fotografica l'ho rotta, ho cercato un upgrade, ho speso un po' di soldi, ho detto la faccio fruttare e ho iniziato a lavorare per i locali. Ho fatto giro di discoteche per qualche anno e ho conosciuto questo mio amico, questo collega che poi mi ha fatto entrare nel Gazzettino perché doveva modulare il lavoro per andare a fare un altro tipo di lavoro, fare il producer di musica elettronica. Mi ha detto se vuoi io vado via, se vuoi prendere il mio posto ti spiego un po' come funziona, e mi ha fatto entrare insomma nel gruppo fotografi del Gazzettino. Come funziona il lavoro? O meglio, come funzionano i giornali? Le immagini sono chiaramente importanti perché raccontano un po' la notizia, quella sul cartaceo diciamo, devono dare un po' una completezza di informazione su quello che è successo o comunque dare dei dettagli su quello che è successo. Però attualmente il giornale si fa anche online e la foto serve spesso anche a catturare l'attenzione dell'utente di internet, che dovrà cliccare poi sull'articolo per poter anche dare visibilità all'articolo, quindi dando visualizzazioni il giornale guadagna attraverso le inserzioni. Quindi la fotografia, le immagini sono molto importanti al giorno d'oggi. Mi sono un po' perso, scusate, sono emozionato. Come funziona? Allora, praticamente noi veniamo chiamati, inizialmente venivamo chiamati proprio al telefono e ci veniva data o il programma della giornata se c'erano servizi programmati, per esempio inaugurazioni, conferenze stampa o comunque tutto quello che concerne la cronaca bianca, quindi le cose non, per così dire, straordinarie. E poi c'erano le chiamate improvvise chiaramente che riguardano la cronaca nera, che sono tutte le chiamate per incidenti, incendi, omicidi o comunque
tutte le cose non prevedibili che possono accadere nella vita di tutti i giorni, che si spera di solito anche che non accadano, chiaramente. Attualmente, dopo 9 anni, un po' il sistema è cambiato, nel senso che ormai i giornalisti non ci chiamano più, ma funziona tutto attraverso il cellulare, ci mandano un messaggino su WhatsApp, ci dicono vai a fare le foto a X cosa e tu prendi e vai praticamente. Però prima di partire chiaramente è importante sapere cosa stai per andare a fotografare e soprattutto perché devi fotografarlo. La notizia quindi è comunque sapere qual è la notizia è fondamentale quando esci, perché devi sapere cosa il giornalista vuole che tu rappresenti sul posto, anche se tante volte il giornalista può essere che invece non lo sappia, quindi ti trovi ad arrivare sul posto e dover inventarti un po' un'interpretazione anche tua della scena. Cosa posso dire ancora? Scusate un attimo. Magari parto con il primo giorno in cui ho iniziato, diciamo, per farvi un'idea di quello che ci si può trovare davanti. Il primo giorno in cui ho iniziato ho fatto le foto a una manifestazione dell'Electrolux, c'era un corteo. Manifestazione dell'Electrolux fuori dallo stabilimento di Susegana e vabbè, qualche foto dei sindacalisti fuori e del corteo sostanzialmente. Sempre lo stesso giorno poi ho dovuto fare un funerale a Oliano, che è una delle tante situazioni in cui diciamo fare il fotoreporter è un po' difficile, nel senso che ci si trova in una situazione in cui la tua presenza non è esattamente gradita. Tante volte, a meno che non si tratti del funerale di un personaggio pubblico o comunque di non so, un sindaco, tante volte ci tocca andare a fare funerali di gente morta per incidenti o per malattie, quindi ci si trova a dover stare in prima linea in una situazione diciamo magari di disagio tante volte. In questo caso anche il primo giorno nevicava, per esempio, e tra i vari servizi che ho fatto il primo giorno, appunto il terzo è anche andare a fotografare il maltempo, che è uno dei classici servizi che vengono chiamati e dove si esce un po' allo sbando, nel senso fotografami il maltempo o comunque mostrami la città con la neve, quindi bisogna girare un po', cercare degli scenari riconoscibili della città con la neve o comunque magari i mezzi spargisali in azione. Ho iniziato un po' per Vittorio, per Conegliano. E questo diciamo è stato il primo giorno di lavoro, che diciamo il primo giorno con la neve, un po' giusto per... Quando era? L'11 febbraio 2013. E 2013, quindi sono passati ormai 9 anni e 2 mesi praticamente. Come adesso avevo preso un po', io mi sto sbagliando. Come attrezzatura, cioè diciamo l'attrezzatura io uso prevalentemente i fissi, uso un 35 e un 50 per il maggiore, ma chiaramente in certe situazioni uso 16-35 o 70-200. Però comunque le fotocamere, dato che i giornali non hanno questa grande qualità e c'è sempre più la necessità di avere le foto il prima possibile, soprattutto nel caso in cui si tratti di cronaca nera, quindi incidenti, omicidi, notizie di attualità, la fotocamera migliore tante volte è quella che hai dietro, che hai in tasca, che hai la fotocamera del telefono praticamente. Quindi diciamo il giornale non richiede una qualità fotografica da
reflex, da mirrorless o comunque da full frame, ma può andare benissimo un dispositivo tascabile, tant'è che il fotografo del Messaggero Veneto a Pordenone gira con un Samsung S21 e fa tutti i servizi con quello, praticamente il 90% dei servizi li fa con quello. Fate sezione per lo sport, dove comunque bisogna una macchina veloce, bisogna dell'obiettivo un po' più spinto, fuoco veloce, allora in quel caso si va su ancora un corredo diciamo standard, però diciamo non è più necessario come una volta avere il super corredo o la macchina figa, diciamo. Chiaro che se vuoi far foto, comunque dopo anche che ti puoi portare a casa delle foto anche belle anche per te, è sempre più comodo chiaramente per la reflex o la mirrorless. Io consiglio la mirrorless perché è più comoda, hai la preview in camera di quello che stai per fare e soprattutto ti permette di fare lo scatto silenzioso. Rispetto a una reflex ci sono situazioni in cui devi fotografare magari un po' di nascosto e la mirrorless ti dà una mano, perché tenendo la macchina in mano, facendo finta di niente, clicchi sullo schermo che puoi impostare lo scatto silenzioso e nel frattempo fotografi. Ci sono situazioni in cui vieni mandato a fare foto a un locale, ad esempio, e è importante chiedere perché stai per andare a fotografare quel locale, ad esempio, perché può essere che uno abbia vinto a superare tutto in quel locale, quindi è una bella notizia, il proprietario ti vede arrivare e ti fa le feste, dice buon fammi la foto, felice. Se invece stai facendo le foto al bar perché è stato multato per norme Covid o infrante chiaramente, o perché ha dato del bene a dei minori, ti vede fuori che lo fotografi, il proprietario esce incazzato, dice perché fotografi, magari ti aggredisce pure. Mi è capitato durante appunto il Covid di fare le foto a un bar e la proprietaria, che era proprio fuori, che stava maneggiando le carte dei carabinieri, mi ha aggredito dicendomi cosa vuoi, non farmi le foto. E quindi andiamo un po' nel merito anche della privacy e di cosa si può fotografare e cosa si può invece pubblicare. Allora, cosa si può fotografare? Praticamente qualunque cosa voi vogliate, fate eccezione per basi militari. Teoricamente non si potrebbero fotografare le stazioni di treni, però vabbè, si fa, comunque è un regio decreto antico, diciamo che non lo va più nessuno. E i minori assolutamente non vietato fotografarli, salvo qualche piccola eccezione. È sancito dalla Carta di Treviso, che è una carta appunto per la tutela dei minori firmata nell'omonima città Treviso, che prevede che i minori non vengano fotografati per la pubblicazione perlomeno sulla carta, a meno che non ci sia l'autorizzazione da parte di entrambi i genitori o entrambi i tutori legali. Di norma comunque si evita di fare foto ai minori anche col consenso, perché comunque il minore nel momento in cui diventa maggiorenne può rivalersi sul suo diritto di immagine e dire no, io non voglio più che quella foto sia pubblicata, o magari anche citarti per danni. Quindi tendenzialmente i minori sentono di fotografarli. Chiaro che se ti trovi magari a fare la foto di un evento dedicato proprio ai bambini, c'è una foto di gruppo con i bambini, la fai e la telegiornale rimane in due versioni, la versione con le facce libere e una versione con le facce tutte pixelate, e chiaramente è una foto orribile, però poi sta un po' il giornale scegliere quale caricare e sta a noi anche dire al giornale pubblicarmi il nome o non pubblicarmi il nome. Quindi si può, diciamo, disconoscere anche il proprio lavoro se magari non si è d'accordo con la pubblicazione o non si vuole neanche incorrere magari in problemi, perché ad esempio l'esempio del locale, fai le foto al locale, se riesci a farle senza che se ne accorgano, però il giorno dopo esce la foto e c'è sotto il tuo nome, chiaramente il proprietario magari potrebbe girare le balle e ti denuncia. Hai ragione tu, non ha ragione lui, però intanto magari ti denuncia, e in Italia è ancora possibile denunciare un giornalista o un fotografo anche senza motivo, o rovinarti la vita per qualche anno, poi alla fine vinci la causa, ma comunque per qualche anno hai rogni legali sostanzialmente.
Comunque torniamo al discorso su cosa è possibile fotografare e cosa no. Potete fotografare qualunque cosa, come dicevo prima, fate eccezioni per base militari e minori, e potete fotografare anche le persone per strada, cioè fermate una persona per strada, gli fate una foto, gli fate un ritratto, siete liberi di farlo. La differenza però è che non siete liberi di pubblicarlo se non c'è il suo consenso, quindi siete liberi di fotografare chi volete, nelle situazioni in cui volete, però per la pubblicazione avete bisogno del suo consenso, chiaramente. Se siete alla manifestazione, non vale la regola che se è una manifestazione ti faccio il ritratto del pubblico, perché comunque quel caso è un ritratto proprio di quella persona. Se invece fate la foto di insieme all'interno del quale c'è quella persona, si può pubblicare perché non è più lui il soggetto, ma fa parte di un insieme, non so, di un evento pubblico, e quindi è pubblicabile anche senza il consenso, chiaramente, di tutte le persone presenti nella foto. Non so se mi sono spiegato, un po' articolato forse. Poi fermatemi se mi perdo via o altro, mi raccomando. Stessa cosa, abitazioni private, si può fotografare la casa di chiunque se questa è visibile dalla strada. Può capitare di dover fotografare abitazioni perché sono abitazioni di qualcuno che ha avuto qualche scherzo con la legge, o è perché è una vittima di un incidente, o per qualunque motivo. Non esiste che il proprietario di casa, un suo parente, esca e ti dica non puoi fotografarmi la casa, perché la facciata della casa è pubblica. Se la casa è visibile da solo pubblico, potete fotografarla e potete anche pubblicarla. Basta che non si veda, ad esempio, l'interno della casa, che chiaro in quel caso c'è un problema di privacy. In tutti gli altri casi, a meno che uno non abbia un muro altissimo, per il quale dovete prendere un drone o applicarli su una scala, allora in quel caso non potete pubblicarla perché comunque avete oltrepassato una barriera visibile che la barriera fa da deterrente per vedere all'interno, quindi se tu usi uno stratagemma per andare oltre, stai violando la privacy di queste persone. In quel caso non puoi né fotografarla, o meglio, puoi fotografarla ma non puoi pubblicarla. Quindi c'è un trattenimento di rischio, niente sostanzialmente. Cosa posso dire? Una cosa che secondo me è molto interessante è capire un po' come gestisci anche i rapporti con le persone, quando devi fare le foto, con le forze dell'ordine. Sì, in base un po' ai servizi. Allora, chiaramente i servizi di cronaca bianca, che cioè la cronaca di vita mondana, sono più semplici, la presenza del fotografo è normale, si parla di conferenze stampa, inaugurazioni, consigli comunali, inaugurazioni. In quel caso ci si trova sul posto un po' in anticipo, si fa le foto a tutti i personaggi di spicco, tutti quelli che parlano, la foto generale del tavolo. Il signor che abbiamo detto è le foto che vanno date al giornale sono di vari formati, nel senso orizzontale e verticale, sempre da fare chiaramente, di varie scene, sia generale sia dei dettagli. Quindi facciamo finta una conferenza stampa, va fatta una foto del tavolo con tutti i relatori, vista frontalmente sia orizzontale che verticale, e poi vista possibilmente o da destra o da sinistra, orizzontale e verticale, in modo che se i giornalisti poi hanno bisogno di impaginare hanno un po' di varietà. E in più le foto a tutti i relatori, di solito si fa la classica testina o il mezzo busto del relatore, possibilmente mentre parla e mentre gesticola magari, adesso con le mascherine, è brutto fotografare una persona con la mascherina, quindi si cerca almeno un po' di gestualità che dia un po' di movimento alla fotografia, e possibilmente anche che ci guardi in macchina. Non è fondamentale, ma è meglio perché richiama un po' di più l'osservatore poi, e ha poi un paio di foto possibilmente anche alla sala per far vedere un po' la partecipazione che c'è. I problemi nascono quando andiamo a fotografare gli incidenti,
ci si trova magari in un incidente mortale, si è costretto intanto a correre perché ti chiamano e devi arrivare sul posto il prima possibile, chiaramente senza fare un incidente a tua volta, senza comunque andare oltre i limiti che la legge vale anche per te, insomma. Arrivi sul posto, la prima cosa da fare è parcheggiare la macchina in un luogo dove non intralci i soccorsi, anzitutto, e dove anche non sia un pericolo per la circolazione. Man mano che ci si avvicina, si fotografa già la scena, anche se si è distanti, in modo da avere già una situazione di insieme, in modo da avere una cosiddetta totale della scena. Poi man mano che ci si avvicina si entra in contatto chiaramente con le forze dell'ordine che sono sul posto, che sono carabinieri o polizia, e poi probabilmente i vigili del fuoco e gli interventi del SUE. In quel caso ci sono delle regole che riguardano le forze dell'ordine, che ad esempio non si possono fotografare senza cappello, perché la divisa è composta da scarpe, pantaloni, giacca e cappello. Se sono senza cappello non è che non possiamo fotografarli, è che se il giorno dopo esce la foto di quel poliziotto o di quel carabiniere senza cappello, lui riceverà una lavata di capo dai suoi superiori, perciò la prossima volta che tu andrai in un incidente o in un'altra situazione, diciamo, di cronaca e ti trovi di nuovo questo poliziotto, questo carabiniere, probabilmente ti romperà le scatole e non ti lascerà avvicinare alla scena. Una volta che sei sul posto comunque bisogna sempre identificarsi, quindi si sa, sono Stefano, fotografo del Gazzettino, può essere che a volte ti facciano andare oltre il cordone di sicurezza che mettono per i curiosi, a volte invece ti dicono rimani indietro, gli si dice subito se non hanno il cappello di indossarlo, così capiscono anche che sei un po' quello che stai facendo, che non sei uno scappato di casa che è arrivato là a fare il curioso e basta, e si cerca chiaramente di muoversi entro, anche se ti fanno passare oltre il cordone, stando comunque nei limiti della sicurezza, diciamo, quindi chiaramente non si va attaccati a una macchina che magari perde benzina o dove stanno operando ancora i vigili del fuoco, magari ci si sta a debita distanza e si cerca mai di girare attorno al soggetto cercando diversi punti di vista per raccontare la scena, sia nel dettaglio sia anche in un campo più largo. Se l'incidente è mortale, tante volte viene chiesto anche di recuperare la testina del morto, ovvero la fototessera, diciamo, una foto della vittima. Una volta toccava andare a casa della vittima o dei parenti a bussare e chiedere se gentilmente te la davano. Cioè, ci sono casi in cui, nella maggior parte dei casi, si viene mandati via anche in malo modo, chiaramente, perché è un problema che tu segui la testina, loro hanno altro cui pensare al momento, cioè sono in lutto e chiaramente c'è un disturbo. Altre volte invece è capitato che la persona ci invitasse proprio ad entrare e avesse anche piacere di raccontare anche un po' i suoi ricordi della vittima, che è anche il motivo per cui il giornalista va a intervistare i parenti della vittima, che tante volte dicono come giornalista parassita. Nel senso, ok, è vero che il giornalista o anche il fotografo, se c'è sull'incidente e arrivano i parenti, può essere che il parente si sclemi male, cioè che ti aggredisca o comunque non veda la tua presenza in quel posto come qualcosa di gradito, anzi c'è un'intrusione. Però ti chiamano anche parassita, tante volte proprio non sei un parassita più di quanto non sia le pompe funebri, nel senso anche le pompe funebri vivono su le disgrazie altrui, chiaramente. È la pomposità che è il problema tante volte magari su fatti di cronaca nera, che almeno a livello locale è difficile che ci sia, magari c'è nei casi più eclatanti di cronaca nazionale, però solitamente si cerca di raccontare la vittima, di dare un resoconto della sua vita, dare un bel ricordo, e quindi non c'è quell'attaccamento che c'è magari con i casi
eccetera. Quindi di solito è opportuno anche che i parenti, se possono, se hanno piacere, che parlino anche col giornalista, anche per evitare che il giornalista poi scriva anche cazzate, sostanzialmente, e troppo molto terra a terra. Che poi tante volte quelli che si lamentano che i giornalisti scrivono cazzate sono quelli che non dicono niente al giornalista, ma vale in ogni cosa, non solo nella cronaca nera. E poi sì, se tu che sei l'eroe non lo dici, no? È chiaro che il giornalista poi raccoglie la testimonianza del primo passante che vuole raccontare la storia dell'orso, non hai modo di verificarla e chiaramente no. Il giornalista scrive quello che gli viene detto. Mi sono perso io. No, è interessante secondo me anche se tu parli di morbosità eccetera, no? Prima mi facevi vedere fotografie cioè, mentre tu andavi a lavorare a seguire le foto, il pubblico, diciamo, la curiosità, il turismo dell'incidente. Sì, poi tu sei un parassita che sei lì a fare le foto per un quotidiano del tuo lavoro che ti assicuro dovresti essere da tutte le altre parti in quel momento, perché comunque però tutti gli altri col telefono attorno, quindi si offrono un po' di foto anche di cronaca nera. Sì, sto parlando della testina, poi faccio i giri, mi perdo, scusate. Attualmente per fortuna c'è Facebook e tante volte le vittime hanno il profilo Facebook e si tira fuori la foto dal profilo Facebook da pubblicare sul giornale, quindi diciamo che viene meno la parte in cui si va a disturbare la famiglia, perlomeno noi come fotografi. Il giornalista comunque va a sentire tutto, però il fotografo si toglie, diciamo, questo peso di dover andare a bussare alla casa del capitato e disturbare, insomma, i suoi parenti. Come tipologia di servizi cronaca nera ci sono gli incendi, ci sono gli incidenti mortali. Io ho fatto un po' una selezione di qualche servizio di incendio. Tante volte si arriva a fatto compiuto, quindi quando arriva la notizia al giornale l'incendio è per male già spento e ci si limita a fotografare i danni se si riesce, perché chiaramente non sempre si può entrare, se è l'incendio all'interno di un'azienda, a meno che non sia il proprietario a farti entrare, non si può entrare perché comunque è proprietà privata, cioè, può essere che ti facciano entrare il vigile del fuoco, la polizia, i carabinieri, quelli che sono sul posto, ma non hanno il titolo di farti entrare, diciamo, che comunque proprietà privata è il proprietario a doverti dare il permesso. Questo caso è l'incendio della chiesa ortodossa a Montaner. Qui ero arrivato che praticamente era già spento e si vedono praticamente la cenere per terra con tutte le impronte dei vigili del fuoco. Foto invece erano mandate sia orizzontali che verticali da vari punti di vista. Poi là i vigili del fuoco hanno dato una mano a recuperare tutti i quadri, tutte le reliquie, diciamo, religiose. Questa è la chiesa vista da fuori. Che ha fatto una selezione, non sono tutte le foto del servizio. Qui ad esempio c'era un incendio di una stufa, l'incendio della canna fumare di una stufa di fronte al Cinema Verde a Viterbo Veneto. Il periodo in cui iniziano i primi freddi, la gente cosa fa? Accende la stufa, tante volte i caminetti non sono a norma oppure la canna fumare non è pulita, prende fuoco il tetto sostanzialmente. Arrivano i vigili del fuoco, arrivano anche i curiosi, chiaramente tutto attorno. Si fa quindi una foto un po' della scena. In questo caso il fumo è ancora nero perché c'è ancora l'incendio in corso. Foto dei vigili del fuoco che si preparano e foto dei vigili del fuoco sul tetto. Stavolta è stato abbastanza singolare perché l'incendio praticamente è scoppiato sotto i piedi di un vigile del fuoco che sta per cadere giù dal tetto mentre lo stavo fotografando.
scientificamente non erano legati né niente perché non c'era possibilità di legarsi, quindi l'ha rischiata. Si è fermato sul bordo proprio del tetto. Qui era l'incendio di una moschea e ci sono i vigili del fuoco che si lavano dall'amianto, quindi diciamo che adesso è comodo avere l'FP2 sempre dietro e comunque me le portavo già dietro prima del Covid perché ci si trova in incendi dove si va vicino all'azione ci sono fumi, ci sono polveri e se hai una mascherina perlomeno ti salvaguardi un attimo. E qui il Parco Stella a Oderzo. Qui sono stato chiamato la sera, chiaramente perché è scoppiato l'incendio la sera, e la giornalista mi ha scritto: vai al Parco Stella a Viterbo Veneto, c'è un incendio. E ho detto: boh, Parco Stella a Viterbo Veneto. Io sono da Viterbo Veneto, ho detto: non ho assolutamente idea di dove sia il Parco Stella a Viterbo Veneto. Ho iniziato a cercare su Google Maps, che è uno strumento perfetto per cominciare. Senza Google Maps non andremo da nessuna parte. E ho visto che era Oderzo, il Parco Stella, è un parco commerciale. Ho chiesto a conferma alla giornalista che non mi rispondeva perché mandano i messaggi su WhatsApp e poi però una volta chiamato il messaggio devo mettere il telefono, me la sei, ti ho chiamato per arrangiati. Lì sul sito a contattarla mi ha confermato che era Oderzo e sono andato sul posto e qui l'incendio era bello grosso, sono arrivato con ancora proprio le fiamme che divampavano, ma quando che mi avvicinavo facevo le foto, cioè la classica totale, quindi tutta la parte dell'Uniello incendiata, con i soccorsi, ho cercato di girarci un po' attorno finché potevo, qua dopo la macchina di carabinieri non ci facevano più avvicinare. E da lì poi un po' più di dettagli dell'operatività dei vigili del fuoco e della gente che vedendo l'incendio si ferma e va a visitare, diciamo, il luogo del disastro e beatamente si fuma anche la sigaretta di fronte all'incendio, vabbè. Per dire, il giornalista o il fotografo è parassita, però nel momento in cui il fotografo o il giornalista producono il materiale, la gente poi compra il giornale proprio perché ci sono questi tipi di notizie, e anche perché la gente compra il giornale e i giornali gli portano certe notizie, quindi diciamo che va fatta un po' un mea culpa anche da parte dell'utenza che se anche la televisione ci propone programmi di scarsa qualità tante volte perché vengono visti, quindi è vero che c'è lo spacciatore che ha la colpa, però anche chi compra, diciamo, dà allo spacciatore il motivo di spacciare questo genere di contenuti. Qui l'altro giorno l'incendio di un fienile a Udoia, tiene preso fuoco il fieno sotto questo capannone e sono intervenuti i vigili del fuoco, gli antincendi boschivi e anche i pompieri della base di Aviano. Si cerca quindi di raccontare un po' l'evento sotto vari punti di vista, quindi ho girato tutto attorno al capannone facendo il giro largo per i campi, in questo caso era possibile, per cercare di raccontare come erano spento, quindi con questa lupa prendevano il fieno, lo portavano fuori, ancora mezzo incendiato, e bagnavano sia sotto sia fuori. Poi sono belli anche tante volte i giochi di luce che si formano quando ci sono gli incendi. E questi sono un po' di incendi. Mortali. Allora, questo mortale fatto in Cansiglio ancora nel 2000, non so se lo fai, nel 2013, quindi il primo anno
di lavoro, lo stesso giorno ero andato in Consiglio la mattina perché c'era la riunione dei trevigiani nel mondo, quindi migliaia di persone in Consiglio, la strada era piena di gente e c'è stato questo incidente con un quad, una coppia dove la moglie purtroppo è morta e sono dovuto tornare su dopo aver fatto già la mattina in Consiglio con tutta la coda di gente che andava su, quindi è stato un problema dover superare le macchine, poi a un certo punto mollare la macchina in un'insenatura della strada e correre su a piedi per qualche chilometro con l'attrezzatura in spalla e trovarsi appunto il corpo ancora lì. In quel caso ci ha chiesto anche di andare a casa a chiedere la testina di lei, intervistare i familiari, però il marito era stato portato via in elicottero. Lei era morta e aveva a casa un bambino di 3 anni. Mi sono rifiutato di andare, ho detto cosa vado a casa, cioè, al massimo c'è il bambino, quindi diciamo che fa anche un po' in coscienza, diciamo, le cose. Questo invece è un frontale accaduto l'altro giorno a Vivaro, in provincia di Pordenone, un frontale tra un camion e una monovolume. A bordo c'era una coppia, sono morti entrambi e con a casa 5 figli. Sul telino, sotto il telino c'è uno dei due, l'altro corpo era ancora all'interno dell'automobile. Tra le varie cose che dicevo prima che non si possono fotografare, sono dato di dire che non si possono fotografare i cadaveri, chiaramente. Non è che non sono pubblicabili, non si possono proprio fotografare, a meno che non siano coperti dal telino. Quindi nel momento in cui magari i soccorsi stanno spostando il corpo o altro, ci si gira dall'altra parte, diciamo, per dare modo ai soccorsi di fare il loro lavoro, che già hanno, diciamo, abbastanza rogne, e si cerca di non disturbarli, insomma, senza che stiamo là a pensare a noi giornalisti che facciamo le foto, chiaramente sappiamo che non dobbiamo farlo, ci giriamo dall'altra parte, mettiamo giù le macchine e stop. L'elicottero che parte. E poi magari le foto ai carabinieri mentre fanno i rilievi o che li fa anche comodo, lo diciamo tante volte, i vigili del fuoco e i carabinieri vengono fuori sui giornali perché mostrano la loro attività. Altro incidente sempre mortale a Sernaglia, in uno stradone che porta da Crevada, diciamo, verso Sernaglia della Battaglia, una strada in cui ho fatto 4 mortali nel giro di 5 anni più o meno. Macchine corrono, magari distrazioni, magari un malessere o altro. In questo caso un Audi ha preso dietro una classe A e ha ucciso l'occupante della classe A neanche con un frontale ma con un tamponamento. Le situazioni in cui ci si trova a fare foto sono queste tante volte, buio pesto, qua abbiamo la fortuna di avere i fari dei vigili del fuoco. In questo caso abbiamo già portato via i corpi, fortunatamente, dobbiamo solo ricostruire un attimo le dinamiche dell'incidente e quindi ci ha lasciato muovere abbastanza attorno. Questa è la classe A della signora che è morta. Qui altro mortale, autostrada. In autostrada non possiamo chiaramente fermarci, lasciare la macchina in parte e razzolare, diciamo, per la strada. In questo caso lo scorrimento era ancora concesso, era aperta la corsia solo di emergenza, dove si poteva correre. Ho rallentato, ho fatto le foto dal finestrino con un 16-35 in modo da prendere il più ampio possibile, guardare comunque avanti per non
rischiare di fare un incidente perché devo fare le foto, ho fatto una raffica passando il più lentamente possibile e ho portato a casa queste foto qui. Quindi sostanzialmente anche in autostrada tante volte c'è l'incidente e bisogna capire se ha senso imboccare l'autostrada e rischiare magari di trovarsi in un ingorgo e quindi non portare a casa del servizio, perché in autostrada non si può abbandonare in mezzo assolutamente, neanche per prestare soccorso. Quindi o si va e si fa come ho fatto io, quindi il traffico è comunque scorrevole, faccio le foto al finestrino mentre passo, o si porta qualcuno che faccia le foto nel posto tuo o chiede a qualcuno di guidare al posto tuo, o si cerca di individuare con Google Maps sempre la zona rossa col segnalato l'incidente, vedere se in zona ci sono mari di cavalcavia, andare in macchina fino alla cavalcavia e fare le foto con un tele dalla cavalcavia in modo da prendere comunque l'incidente senza dover entrare in autostrada. Anche perché se sei in autostrada, fotografare un incidente, c'è l'ingorgo, rimani bloccato, nel frattempo succede qualcos'altro e tu sei lì un pirla e dai buco aggiornare per le altre cose, se ci sono. Un altro incidente recente sul Minarè, la signora che andava su questa Opel, se non sbaglio, era distratta al telefono, ha invaso la corsia al cambio della Safno, che ha cercato di schivarla, l'ha comunque presa, e cercando di schivarla ha girato la pedana, si è sporta nell'altra direzione, arrivava una Panda con a bordo 4 ragazzi che hanno preso la pedana, la macchina si è distrutta, però i ragazzi per fortuna non sono stati vicini, non si sono fatti niente. E questa era la scena. Poi la macchina è tanto distrutta anche perché dopo che sono passati i vigili del fuoco con le pinze per cercare di estrarre il corpo, sono entrate le automobili, tante volte gli incidenti sembrano più brutti di quello che sono perché la macchina è stata subentrata dai pompieri, ma comunque si è fatta una bella botta. Fare pompe funebri, di solito quando le pompe funebri portano via il corpo il servizio è finito. I carabinieri col cappello. Quindi mi sono visto quelle foto al contrario in realtà. Questa è la scena vista dalla strada, è intervenuto anche l'elicottero. Quindi incidente di una BMW che è uscita di strada su una curva a una velocità, non so, folle, perché questo è quello che è rimasto della macchina. E anche qui il ragazzo che era seduto dietro è morto. Il guidatore non si è fatto assolutamente nulla, anzi è smontato, si è cercato di tirare fuori anche tutti gli altri. È uscito su sto fossato qua praticamente. Poi il grande classico, d'estate ci sono i ciclisti e ci sono i motociclisti per strada e capita sempre ogni estate che ci sia il mortale del ciclista o perché fa un incidente investito da un'automobile o perché magari ha il colpo di calore, il malore e ci resta secco, purtroppo, e tocca andare fuori a cercare magari il punto in cui è successa la cosa. In questo caso è un incidente, va a doppiarne, in questo caso la macchina non ha nessuna colpa, ma il ciclista è uscito troppo, ha perso il controllo in curva e praticamente è andato a sbattere contro la macchina che era qua, si è vista arrivare addosso il ciclista e si è fermata, lui semplicemente è andato a sbattersi contro. In questo caso c'è la polizia, con la polizia è tutto molto più semplice rispetto ai carabinieri, diciamo, sul posto, perché hanno un'altra gestione. I carabinieri fanno parte dell'esercito, sono molto più inquadrati
devono rispettare la gerarchia, cercano di tenere comunque tutto a distanza, se non hanno l'autorizzazione da parte del capo stazione, tendenzialmente non ti fanno fare nulla. La polizia invece è molto più accomodante, diciamo, alla fine se hanno avvisato i familiari ti danno anche la testina della vittima, senza quindi dover andare a casa dei familiari a disturbarli. Carabinieri di supporto che bloccava il traffico, la polizia di ieri. E qui il motociclista all'uscita a nord della 27 a Via Veneto dell'autostrada, frontale tra moto e automobile. L'automobile, se non sbaglio, è uscita mentre arrivava la moto e si sono scontrati. Come vedete, bene o male, per il servizio si cerca di girare, se possibile, tutto attorno alla scena in modo da raccontare più punti di vista. Poi io qua tendenzialmente vi ho selezionato per le maggiore orizzontali, perché comunque siamo tra di noi, diciamo, per lo schermo è meglio l'orizzontale. Poi di quasi ogni quadratura sarebbe meglio farsi anche l'orizzontale e la verticale per necessità di impaginazione. Capita anche che la redazione ti dica guarda, ho bisogno di una foto verticale, te lo dicono già in anticipo. Anche se ti dicono di fare una foto che ti basta una foto verticale, bisogna fare comunque le 6-10 foto canoniche, sia orizzontali che verticali, perché il giornale è qualcosa di dinamico. Può essere che la mattina le pagine siano impostate in una determinata maniera, ma nel corso della giornata le notizie cambiano, l'impaginazione cambia e quindi cambia anche la foto che deve avere in pagina. Perciò se voi avete fatto solo l'unica foto verticale che non vi ha chiesto, potrebbe non andare più bene, quindi è bene sempre fare un servizio completo di almeno 10 foto prese da più punti di vista, mezze verticali, mezze orizzontali. Poi qua le vendemmie, sì, gli agricoltori eroici, cosiddetti, perché lavorano su pendii molto accentuati e quasi ogni anno c'è un trattore che si levanta e chi lo occupava non sopravvive. In questo caso il trattore è rotolato giù per 1, 2, 3, forse 4 filari. L'atomizzatore che era dietro lo ha fatto capovolgere. Sempre situazioni di incidenti stradali, di notte, buio pesto. Anche un po' d'effetto, diciamo, tante volte giocare con le luci dei vigili del fuoco per dare risalto ai mezzi. Sempre l'altra strada. Sempre sulla strada che vi dicevo prima, quella a Sernaglia, albero mortale, sempre frontale, tra due automobili dove una è qua giù e l'altra è finita qua giù. Praticamente si sono scontrate e una delle due auto è stata sbalzata fin fuori dalla carreggiata. Questi non si sono fatti niente, gli airbag sono esplosi, la macchina comunque ha preso una tega pazzesca, è saltata via la ruota. Vedete, vigile del fuoco con l'elmetto, carabiniere col cappello. In questo caso non era esploso l'airbag del guidatore. Il guidatore è sotto il telo. Si vede la gamba e il telo. Cerchiamo di fare un po' di scene della curva dove è successo. Di linea curva. Stessa strada, stesso punto, due camion. Frontale sempre. La macchina dell'incidente prima era qui così, sotto gli alberi praticamente.
questo è uno dei copertoni del camion che è volato fuori dal giù. Quindi cercare sempre di raccontare la scena un po', se possibile, nella sua completezza. E poi la rimozione dei mezzi da parte dei soccorsi. Fun fact, diciamo, i cari attrezzi che vanno a rimuovere i mezzi degli incidenti sono felicissimi che li fotografiamo. Tante volte prendono i mezzi e li portano nella loro base perché sono confiscati o altro, gli chiediamo se possiamo fare la foto, sono contentissimi, anzi ci dicono guarda, ti metto a fianco il camion, prendimi il numero di telefono. E in mezzo è una persona morta, certo, non può avere. Stesso posto ancora, solo nella parte del rettilineo prima della curva, sempre frontale, due auto e a bordo di una delle due sono quelle, c'è anche un bambino. Queste sono le auto. Tante volte lavoro solo con la luce ambientale praticamente. Questa è una delle persone che ha cercato di dare una mano a sentito che c'è stato l'incidente, è corsa, solo che si è rovesciata giù per il fosso e ha rischiato di morire assiderata sul fosso, perché voleva dare una mano. Poi tra le cose che ho fatto anche c'è il mulinetto della coda. Questo è il secondo anno di lavoro e quella sera andato al cinema a vedermi il pianeta delle scimmie. Pioveva, alle 10:30 più o meno un mio amico mi manda un messaggio, mi fa guarda che ci sono vigili del fuoco con mezzi anfibi a un ponte della Priola, gli ho detto boh, stavano andando a fare qualche recupero in zona, fa no guarda che stanno andando in su. Tempo 10 minuti mi ha chiamato la redazione per dirmi corri a Frontolo, bomba d'acqua, 93 dispersi. Ho detto cioè, è roba incredibile, 93 dispersi, sono corso subito chiaramente, portato del portatile e tutto per fare l'invio. E qui c'è un po' un racconto di quello che ho visto da quando sono arrivato. Io ho dovuto parcheggiare più o meno in questa zona, quindi all'inizio della strada che porta al mulinetto, a qualche chilometro, praticamente a metà strada tra il centro del fondo del mulinetto. Il telefono lì non prendeva, io dovevo comunicare comunque con la redazione per potergli raccontare quello che c'era sul posto e anche per mandargli le foto, perché hanno bloccato la stampa del giornale per mandarlo fuori, però era già tardi. Quindi corri, intanto fai le foto. Non sapevo però mi sarei trovato davanti, ho fatto prima di tutto le foto al soccorso alpino. Poi mi sono indirizzato con la strada, questa è la strada ricoperta di fango, portato dalla pina dell'Ierza, che è il torrente. Fotografato i primi danni, le balle di fieno, i mozzarelloni portati via dalla piena, travi di legno, il guardrail mezzo di vento, finché ho trovato i soccorsi dell'opera e auto nel fosso praticamente. L'acqua era arrivata fin dove vedete qui l'erba è schiacciata fin sulla strada, quindi era parecchio alta. È andata anche in inondare i campi, c'è l'Ierza a correre qui dietro e qui era pieno d'acqua. Ho fatto la prima andata, poi sono tornato su, ho dovuto prendere la macchina, sono andato fino in centro al fronte, finché il telefono non prendeva, ho fatto un primo invio di foto e poi sono tornato lì. Foto che spiega abbastanza bene sulla zona, Colline Prosecco, il fiume in piena e il pezzo di un'auto, cioè un'auto che affiora dalle acque in piena, auto trascinate via dalla piena. E poi uno dei corpi che è stato ritrovato è il terzo, in realtà non c'erano 90 dispersi, c'erano 90 persone alla festa degli uomini, i dispersi erano 3, che sono le 3 vittime sostanzialmente della piena, e questo è uno dei 3.
si vede solo un attimo il braccio e l'orologio, il corpo denudato dalla forza dell'acqua. Arrivato dove c'era il capannone, praticamente ho fotografato i danni la pina ha portato via il capannone, tutte le strutture, le cucine, le auto che c'erano lì. Questa è la giornalista del Gazzettino, che era a una cena, è corsa lì, gli ha dato poi degli stivali i soccorritori. Diciamo che è un lavoro che quando ti chiamano ci sono situazioni in cui ti tocca mollare quello che stai facendo e vai. Cioè, questo è proprio l'esempio, diciamo, di cosa significa doversi muovere subito. Faceva anche freddo pure sera. E fatto i soccorritori e andavano a vedere se c'era qualcuno nelle auto, chiaramente. Quindi queste foto le ho date anche all'ANSA e alla press. Interviste a capitano dei vigili del fuoco, responsabili della protezione civile, del soccorso alpino, pompe funebri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Questa diciamo è stata una delle più grandi disgrazie capitate qua nella nostra zona, come danni. Come cronaca nera direi che basta. Ho guardato anche troppo forse. Forse c'è solo una cosa, penso, di questi qui, aspetta, mi sposto perché mi sono visto tutto. E almeno secondo me poi i funerali forse. Ah sì. Perché lì hai a che fare direttamente con le persone. Allora, funerali è sempre, come dicevo prima, è pesante. Allora, sempre, se è il funerale di un sindaco, di un assessore, di un artista, la presenza è normale, cioè è un evento comunque pubblico, anche mediatico, ci si trova lì, è normale. Quando ci si trova in funerali di gente morta per incidenti o per malattie fulminanti, soprattutto se sono giovani, è sempre un po' bruttino. Comunque si fa l'arrivo della bara, si cerca di non dar fastidio chiaramente, poi la redazione vuole le foto dentro in chiesa da davanti. Se nessuno ci dice niente, andiamo, appena portando la bara, corriamo subito davanti, facciamo 3 foto panoramiche, 2 un po' più strette mani sulla bara sui parenti e poi si esce. Se i familiari o il prete ci dicono di non entrare, chiaramente non si può neanche entrare. Teoricamente in chiesa non si potrebbero neanche fare le foto perché è un luogo di culto. Poi non è come le foto delle stazioni che si potrebbero fare, ma si fanno. Se capita tante volte che rompa le scatole una persona X che partecipa al funerale, bisogna chiedere il grado di parentela che ha con la vittima, se è il cugino, se è un amico, non ha titolo di chiederti di non fare le foto, deve essere o il parroco, comunque diciamo il parroco di casa, o un familiare stretto, quindi genitore, coniuge, figlio o fratello. Diciamo in quel caso può impedirti di fare foto. Altre situazioni, ad esempio c'è stato il funerale di un ragazzo che si chiama Tommaso, che è un ragazzo giovane che è morto sulla Laguna di Levine, che purtroppo è nato con una ragazza col pedalò d'inverno, il pedalò però non aveva il tappo, è affondato, ha preso paura, ha cercato di nuotare fino a riva, lei ce l'ha fatto, ma purtroppo no. In quel caso lui era famoso, diciamo, perché lavorava tanto nel volontariato, in molte associazioni, quindi è stata molto sentita come morte, c'era molta partecipazione anche da parte dei cittadini e c'eravamo tutti, c'era Tribuna, Gazzettino, Corriere e c'era anche Antena 3 e Televisione. Questo ragazzo faceva la scuola streliana di
professori a scuola steneriana hanno iniziato a rompere le scatole, cioè non avevano titolo di farlo, i genitori erano d'accordo per la presenza della stampa, questi qua sono messi affascinati, gli abbiamo detto scusate se non ha senso mettersi affascinati, siamo qua anche per, tra l'altro per ricordare questo povero ragazzo che faceva tanto volontariato, ha iniziato a insultare quello del Tele 3, quello dell'Antena 3 cosa ha fatto, l'ha ripreso, gli ha piazzato il microfono in bocca praticamente e ha mandato sul servizio che c'era questo qua che lo insultava. Diciamo, ci si trova anche in queste situazioni qui, poi può essere quello che ti viene là e ti chiede di cancellare le foto, non esiste, nessuno può chiedere di cancellare niente, neanche i carabinieri, magari potevi di non pubblicare se le foto ti traggono lui, non super ristretto al massimo, però non esiste che uno vi chieda le memory, vi dica di cancellare le foto o altro, cioè quello che c'è nella vostra macchina fotografica è il vostro appunto, se non pubblicatelo, se vi dicono di non pubblicarlo, ma non esiste che uno, soprattutto per la forza poi chiaramente, non vi dica di cancellare le foto, cioè, o di prenderti la memory. Poi immagino che ci siano anche delle situazioni un po' più piacevoli da fotografare, non so, feste, diciamo, può finire tutto. manifestazioni, ad esempio, siamo a Conegliano, la Dama Castellana è bellissima da fotografare, adesso che finalmente potremo anche tornare a farla, dopo il Covid. Ti trovi a fare foto fighe anche, diciamo, sono gli sputafuoco, sono gli sbandieratori, che poi il fatto di essere là per la stampa ti permette di muoverti anche abbastanza liberamente. Poi sapevo che la Zanardo, che è il fotografo, diciamo, di Conegliano, ma ci conosce, sappiamo dove sicuramente lui di solito ci mette a noi, cerchiamo di non intrecciarsi a vicenda perché poi ci si trova anche in tanti fotografi nello stesso posto. Cioè noi siamo per i giornali, quindi la qualità richiesta dei giornali è quella che è. Lui che è là ad esempio proprio per fare le foto all'evento, è giusto che abbia anche un po' i posti, poi position, diciamo, quelli migliori, che non andiamo a imparargli le foto. Quindi comunque ci si muove, essendo là per la stampa ti puoi muovere comunque abbastanza liberamente, basta che non rompi le scatole insomma dall'altro fotografo, quindi abbiamo la possibilità anche di andare davanti, classici ritratti, vabbè, i sceneggiatari. Appunto un evento come la Dama Castellana si cerca di dare tutta la piazza e poi anche dei dettagli, un po' dello spettacolo, chiaramente qua invece la premiazione, sempre l'altro mangiafuoco. Poi si può anche giocare sulla dinamica delle linee, ad esempio qui cercate di tenere la fiamma sulla diagonale, cioè non devi per forza fare la foto dritta didascalica, ma si può anche comunque giocare un po' con le prospettive e anche con la dinamicità dell'immagine. Un po' di ritratti di colore. Foto di colore sono le cosiddette foto un po' di contorno. In piazza mostrata da vari punti di vista, arrampicandosi. Anche scene di vita, diciamo, di gente che osserva la Dama Castellana, non solo la Dama Castellana, diciamo che è un'immagine un po' più intima che racconta la partecipazione anche all'evento. Sì, adesso. Negli ultimi anni facciamo un po' di mangiafuoco, devo dire. Sbandieratori. Questa è un po' la Dama Castellana, perché vabbè, chiaramente le foto dei premiati, le foto di rito chiaramente. Poi Sant'Augusta, un grande classico di Viterbo Veneto, lo faccio quasi sempre io perché sono da Viterbo Veneto, è un servizio che si fa tardi, i colleghi tante volte non hanno voglia, anche se non sono di turno io glielo faccio io che tanto vado là con gli amici e fa festa, mi porto la macchina
piazza, quindi per far vedere un po' la contestualizzazione, quindi l'arco, tutta la gente che partecipa, i fuochi chiaramente, orizzontali e verticali, gente che smonta i fuochi. Quindi qui cercare di riempire un po' l'immagine anche facendo la foto storta, diciamo di proposito. Gente distesa per terra che si mette a vedere i fuochi, cioè foto anche un po' girando durante, la gente sta ferma guardando i fuochi, invece giro appositamente anche per cercare un po' di scene diverse, diciamo. Per esempio qui la coppia che si bacia dietro i fuochi. Foto della piazza che guarda, quindi dando le spalle ai fuochi. E poi mi piace arrampicarmi sui muretti, sulle varie robe, cercando di prendere, ad esempio qua sono sul muretto tra i due meschietti, per prendere la gente che è seduta attorno ai meschietti a vedere i fuochi. Poi c'è il Cima Grappa, che è una roba che facciamo ogni anno. Praticamente c'è ogni anno ad agosto, il 2 agosto del 2015, al Sacrario del Cima Grappa fanno la commemorazione dei caduti della Grande Guerra. C'è la delegazione italiana, la delegazione austriaca che portano le corone di alloro per ricordare i caduti. Si parte alle 5 di mattina da casa perché bisogna essere su presto la mattina, quindi è un po' una stataccia, però quando sai che sei là fai solo quello appunto, perché sei distante, il telefono non prende, quindi meno male hai solo quello da fare. E dopo, non so solo questa, e dopo di solito c'è la festa dei formaggi a Borso del Grappa, che è appena sotto, dove ti porti a casa una sporta di formaggi, quindi fa anche piacere. Autorità militari, questo era Domenico Rossi, sottosegretario della difesa dell'epoca, figuranti vestiti da soldati della prima guerra mondiale, da alpini. Questa è la delegazione austriaca, anche personaggi abbastanza caratteristici, le colonne, poi passano sulla cima e c'era nuvoloni inizialmente, poi il cielo per fortuna si è aperto. Sottosegretario che rende onore ai caduti, super generale di carabinieri, sindaca di Crespano dell'epoca. Vedete, bene o male mi sono spostato anche su per gli scalini, cioè bisogna essere un po' delle presenze sì ingombranti ma comunque con discrezione, diciamo, quindi c'è la libertà di muoversi abbastanza all'interno della scena. Foto del sottosegretario. Qui era l'FM da Vittorio per i festeggiamenti del 150esimo. Diciamo, un lavoro che dà anche soddisfazione tante volte perché si trova in situazioni, poter vivere in situazioni pubbliche però da un altro punto di vista, ad esempio non dalla parte del pubblico ma proprio entrando nella scena.
prima si parlava di fotografia in realtà, no? Cioè quelle situazioni in cui ti chiedono delle fotografie per le quali non c'è la possibilità poi di fare fotografia, per cui uno per un po' di creatività sì, cioè, crearsi le situazioni. capita che ti chiedano di fare la foto costruita, quindi magari c'è chi dice boh, ma in questo modo non fai le foto reali, per così dire, perché non sei sul posto, però capita che ci chiedano di fare delle foto costruite, nel senso magari c'è una notizia, c'è stata effettivamente, però non c'è la possibilità di fotografarla, oppure c'è la notizia e per fotografarla devi un po' costruirla. E mi è capitato problema, dipendenze di gioco online, comunque dipendenze dal punto di vista digitale, mi sono fatto a casa, mi sono messo gli schermi che avevo, il telefono, il doppio monitor, ho messo poker, Netflix, porno, Facebook e Facebook, cercando di creare un po' la scena in cui ci fosse un coacervo di cose digitali e uno col cappuccio che ero io di fronte al computer in questo ambiente buio che desse un po' l'idea di un po' di disagio. Oppure fotografami il disagio attorno al Monticano, c'è gente che bivacca, c'è gente che dà fastidio, non ho trovato nessuno, mi sono fatto un'autoscatto, tra l'altro è venuto sfocato di me che sembrava che stessi vomitando. È andata in pagina sta roba. Oppure a Treviso, ordinanza comunale, vietato bivacchi nei parchi pubblici. Boh, inizialmente non c'era niente, ho detto boh, ho trovato, mi sono preso una birra al bar, una coca e poi ho tirato dei calci, un po' di spazzatura che ho trovato là, l'ho raccolta, diciamo, ho rischiato di prendere una multa perché se fosse passata la polizia mi avrebbe visto due bottiglie di birra al parco, però per costruire un po' sta scena di ordinanza vietato consumare bevande alcoliche al parco perché comunque crea degrado, crea sporco. E quindi queste robe qua le ho trovate lì effettivamente, ho solo aggiunto la bottiglia e ho diciamo raccolto tutto vicino. Poi di recente c'è stato l'incendio a Longarone e Vittorio Veneto ha dato l'ordinanza di lavare la frutta e la verdura dell'orto, non so che frutta e verdura ci sia attualmente negli orti, perché gli orti adesso si stanno facendo, ma va bene. E quindi mi ha chiesto di fare le foto a qualcuno che pulisca la frutta e che chiude le finestre. Quindi ho fatto una foto memorosa che pulisce la mia vita sotto l'acqua e chiude le finestre, tra l'altro le montagne di Longarone sono qui dietro, diciamo, quindi mi hanno detto guarda verso le montagne c'è l'incendio e chiude le finestre e basta. Un collega a Treviso ha dovuto fare le foto a dei ragazzi, cioè c'erano dei ragazzi che si distendevano sulle strisce pedonali, aspettavano che le macchine arrivassero per alzarsi di scatto e scappare. Chiaramente è pericoloso, chiaramente la redazione ha detto riuscite a farci una foto del genere? Un po' difficile perché non sai dove ci sono sti pirla che si vedono a questo gioco e quindi questo mio collega ha preso suo papà, ha trovato una strada chiusa con delle strisce pedonali, ha messo suo papà con la macchina, ha chiesto un somito di distendersi sulle strisce e ha costruito un po' la scena di quello che succedeva. Chiaramente la foto è costruita, non è la cosa reale, è un po' una foto stock, però comunque la notizia c'era effettivamente, c'è stata veramente denuncia per questa cosa. Quindi diciamo che c'è il problema etico del bisogna essere per forza lì per fare la foto reale, a volte che i giornali non è necessario per forza prendere la realtà, se comunque al corollario della foto c'è un articolo che spiega che effettivamente quella è la realtà delle cose, la nostra è solo una rappresentazione a volte anche postuma di quello che è successo. Poi la maggior parte delle foto che ci chiedono di fare comunque sono esterni, case, strade, piazze, semafori. Importante quando facciamo questo tipo di foto che ci sia una presenza umana o comunque del movimento. Ad esempio devi fotografare una strada, cerca di prendere una macchina, un ciclista, un motociclista di passaggio, magari che non sembri fermo, immobile in mezzo
necessario cancellare la targa, perché se fate le foto alle macchine che passano, poi le pubblicate, se la foto ha la targa visibile, può essere che quello fosse il marito di Maria che sta andando dall'amante e invece ha detto che sta andando al lavoro. Maria vede la foto, vede che conosce la targa della macchina, dice cosa ci dicevi tu quel giorno lì e poi quindi le targhe vanno oscurate. Sì, io ho fatto un po' di domande, ma se avete voi domande direttamente, curiosità, qualcuno vuole che grazie. Buonasera, grazie. Volevo chiedere, è possibile vedere delle foto relative allo sport, ai ciclisti, il calcio, il basket, qualcosa che... Allora, non le ho preparate, però ho tutto l'archivio qui, volendo. So, i ciclisti, i runner, il maratona di Vittorio, Ciclisti, Treviso. sì, preferisci vedere basket, ciclismo o... Ecco. Boh, allora basket è una roba che allora qua lo sport è calcio, prima di tutto, facciamo 2 partite di calcio ogni domenica a testa, siamo in 2, uno io faccio sinistra piave, il collega che è qui da Treviso fa la destra piave, facciamo 4 partite in totali. Prevalentemente è calcio, poi facciamo d'estate, finisce il calcio, parte il ciclismo e poi per fortuna San Damiano c'è il basket Serie B e quindi abbiamo anche il basket che è un po' più interessante rispetto al calcio per quanto mi riguarda. Quindi è questo. Le foto dobbiamo mettere i nomi su ogni foto dei giocatori, quindi nel caso del basket è comodo perché nel numero davanti ci facciamo dare la lista dei giocatori e in metadati inseriamo i nomi. Nel caso del calcio è molto più complicato perché hanno un numero quasi solo dietro. Poche squadre hanno un numero anche davanti e i giocatori vanno presi di fronte con palla, non di spalle e senza palla chiaramente, ma sempre di fronte e con la palla, quindi in azione. Perciò ognuno poi ha un metodo diverso per identificare i giocatori, ad esempio riconoscendo le scarpe, riconoscendo magari il sangue rossino, una fascia, o aspettare che il giocatore si giri, fargli la foto per quando arrivi a casa, ti segni giù il numero, ti fai tutta la lista. Io ad esempio per far prima mi segno già la lista delle foto con il nome e il numero, man mano che li scatto, così porto a casa tutto quanto, la sequenza di foto e la sequenza delle note dei giocatori che metto assieme praticamente. C'è stato dove scattare la foto alle spalle del giocatore, eccetera. Questo è un po' di basket. Solitamente basket si mette sotto canestro e si aspetta, così si hanno i giocatori che arrivano in attacco e vedi quando fanno le schiacciate, quando fanno i tiri liberi. Se no c'è il ciclismo. Il ciclismo dipende che tipo di ciclismo si fa, perché allora se c'è una gara a circuito si fanno magari dei passaggi dei ciclisti perché continuano a fare lo stesso giro svariate volte, quindi magari ti muovi un po' lungo il circuito, fai qualche foto dei passaggi e poi alla fine c'è l'arrivo. All'arrivo c'è sempre da dare la priorità ai fotografi del ciclismo che li seguono sempre ovunque, quindi cerca sempre di essere cortesi, diciamo, perché sei a casa loro. Non so se conoscete Foto Bolgara ad esempio. Le prime volte possono sembrare mali burberi o altro perché vedono quello nuovo, se lì con lo zaino ingombrante ti insultano, però non lo fanno con cattiveria, lo fanno un po' così perché sono abituati a non avere intralci, giustamente. Questo è di quello che passava per la gara a caso, non c'entrava niente. La volata, no, mi stanno mostrando tutte a caso, non so perché.
ciclisti. Le premiazioni, podio, dettaglio comunque piano piano, mezzo busto del vincitore e del secondo e del terzo. Adesso non so perché vorresti mostrare questo ordine. Poi il pubblico, gente che aspetta la scorta e l'arrivo. Il secondo, terzo. Il circuito, ad esempio sul Giro d'Italia, si fanno la partenza, il passaggio e l'arrivo. E nel caso del passaggio al Giro d'Italia ci si mette in un punto caratteristico della città che ci indica la redazione, ad esempio può essere l'Intervento, può essere Treviso, quello che è, e si aspetta che i ciclisti passino, se praticamente si aspettano 2 ore, perché comunque devi stare là, essere la prima, ti do le strade e tutto, per poter passare i ciclisti che ci mettono 15 secondi, 20 secondi, fai sta marmaglia di ciclisti, fai 10-20 scatti proprio facendo così con la macchina, con le orizzontali e verticali, oppure le tagli dopo e basta, è finito. L'arrivo è già più interessante, chiaramente. Possiamo tenere un po' di calcio. Questa è la foto di ieri. Vittorio Farmi contro Pieve, scusa, i Clisse Galeno di Pievicina contro Vittorio Farmi. I giocatori sempre presi da davanti, o comunque dove si vede il viso, e sempre con la palla vicino, un po' attaccata. Azione di barriera. Punti migliori, ad esempio, quando si fa il calcio è mettersi vicino alle bandierine del calcio di rigore in modo da avere la squadra attaccante che vi viene proprio incontro. In questo modo avete sicuramente l'azione frontale e avete anche un'azione un po' più concitata, perché chiaramente c'è uno che sta attaccando, c'è la difesa che cerca magari di prenderlo dai lati, quindi scene un po' più dinamiche. In testa. E tutte queste foto come si chiama? Esultanza per i gol. Il gol preso. In sostanza il calcio è questo, niente di più, niente di meno. Dopo dei allenatori, inizia la partita. Se qualcun altro ha domande, curiosità? La posso fare anche senza Sì, ti sento, sì. No, all'inizio parlavi delle foto che si possono pubblicare. Allora, Sì. sicuramente tu stai parlando che cose si possono pubblicare su un giornale. Magari noi Sì. fotoamatori ci chiediamo, che cosa abbiamo letto, ma le normative poi sono sempre un po' così in aggiornamento, cosa noi possiamo
pubblicare magari su un social, su Instagram, su siti dedicati alla fotografia, perché comunque pubblichiamo magari anche un ritratto di una persona e non abbiamo una lettera. Allora, nel momento in cui tu pubblichi un ritratto dovresti sempre avere una liberatoria. Anche se non è a scopo commerciale. Anche se non è a scopo commerciale, perché tu comunque stai prendendo l'immagine di una persona e la stai rendendo pubblica. Lei è proprietaria della propria immagine e tu non. Ora, se tu fai le foto, quella persona all'interno di un gruppo di persone più ampio, tipo stai facendo la foto alla piazza, puoi pubblicarla perché il soggetto è la piazza e la partecipazione. Se però stiamo proprio fotografando lui o lei e quella foto è lui o lei è il soggetto proprio della foto, tu avresti bisogno della liberatoria per la pubblicazione. A meno che lui o lei non sia un personaggio pubblico. Chiaro, trovi un attore, gli fai la foto, magari può dirti di non pubblicarla chiaramente, ma ne ha la facoltà, però diciamo è già persona pubblica, persona nota. Se invece prendi una persona a caso, tipo di qui, fuori per strada, fai la foto e la pubblichi, può denunciarti. Okay. Se non fa la liberatoria, chiaramente. Come mai le stazioni non si possono fotografare? Cioè, qual è il Le stazioni per un regio decreto ancora proprio risalente da guerra. ma il motivo sì. Perché è un'infrastruttura che era cruciale ai tempi delle guerre mondiali, per le stazioni passavano convogli di armi, comunque varie cose, quindi il Reggio Decreto aveva messo il limite di fotografare le stazioni. Si possono fotografare. Sì, beh. Tante volte la polvere esce e ti vede che fotografi non dice niente, poi anche questo con i telefoni, fotografi qualunque cosa, veramente, cioè, la gente filma qualunque cosa, pubblica poi. Chiaro che se fotografi qualcosa che, o filmi qualcosa che va contro la legge e lo pubblichi, in quel caso non è più reato, ma perché diventa la prova del reato. Ok, quindi se fotografi un ladro e poi lo pubblichi, puoi farlo, anche se ti dice no, non pubblicare l'immagine, ma stai compiendo un'infrazione, pubblico l'immagine, nel momento in cui ricevi la denuncia diventa un atto pubblico e quindi comunque fa parte della documentazione. Ma quindi lì non è violazione della privacy, se io fotografo qualcosa che sta succedendo che è contro la legge. Esatto, perché in quel caso diventa una prova di misfatto, sostanzialmente. Poi c'è il diritto all'oblio, a distanza di anni può dirti cancella, non ricordo la durata, però c'è anche questo poi, però al momento puoi farlo. Negli ultimi, speriamo passati 2 anni, Sì. quanto è cambiato un po' il tipo di foto che hai fatto? Perché sicuramente non avendo avuto delle manifestazioni sportive, eventi, no comment. Per esempio in grandi città sicuramente vedere la città vuota ha fatto più effetto, per cui tanti professionisti si sono trovati a descrivere la situazione. Sì. Trovare Vittorio Conegliano vuota è un pochino meno caratteristico, però Sì, ho fatto servizio, in realtà non per il Gazzettino, ma così per un progetto personale con altri 2 colleghi di fotografare un po' le città vuote, convinti che poi l'anno dopo sarebbero state di nuovo piene. In realtà sono passati 2 anni prima di fare le foto della piazza vuota e l'anno dopo, esattamente l'anno dopo, fare la piazza, diciamo, quella vita tornata in qua. Non è successo perché stiamo ricominciando adesso a avere un attimo nella normalità. Dal punto di vista delle foto mi ha cambiato la presenza delle mascherine, che da una parte ti aiuta perché se uno fa le smorfie non le vedi, basta che hai gli occhi aperti, sostanzialmente si parla, tante volte devi fare 10 foto a una persona che parla, ad esempio c'è il direttore generale dell'US, e tante volte fa smorfie quando parla con le mascherine, invece non è problemi perché non vedi la bocca, diciamo. Però le foto sono più brutte chiaramente con la mascherina su, che ci ha fatto tanta differenza, non è tanto sul lavoro fotografico, comunque il Covid è sulla gestione della redazione che è chiusa e tutti i giornalisti sono in telelavoro, quindi non hanno più la coordinazione che avevano prima stando tutti assieme in ufficio, ma c'è stato un po' di disordine, diciamo, cioè tipo
tipo uno chiamava un servizio, un altro te ne chiamava subito un altro alla stessa ora e dice devi stare là a fare da mediatore, dovete decidere su cosa devo fare perché non si coordinavano più e quindi diventa un po' più un problema logistico più che fotografico. Dal punto di vista fotografico a parte le mascherine diciamo che non è cambiato chissà che, a parte ad esempio magari negli eventi il distanziamento sociale, però non è che abbia causato chissà quali cambiamenti, dai. Sì. Ti domando, quando fai le foto per il giornale, solitamente scatti in RAW, in JPEG? Io personalmente sempre in RAW. Ci sono colleghi che scattano in JPEG. Io preferisco sempre il RAW, perché comunque tante volte, a parte il fatto che non faccio solo il fotogiornalista, faccio anche fotomatrimoni, seguo reportage aziendali, faccio anche altre cose. E metti anche che dimentico di risettare la macchina in RAW, mi trovo mai in un servizio di matrimonio che mette a foto e solo in JPEG, può essere problematico, anche perché mi piace lavorare tanto di controluce e JPEG su controluce, ciao. E quindi io tengo la macchina sempre in RAW e scatto sempre in RAW. E tendenzialmente uso i fissi 35 e 50, tra l'altro. Io dopo ho passato da Nikon, avevo diventato 70-200, poi sono passato a Canon, in mezzo ho avuto l'Impulse e quando sono passato a Canon ho iniziato a usare solo i fissi, quasi esclusivamente. Sì. Volevo dire, c'è qualche tipo di foto che è difficile fare per condizioni ambientali? Allora, tutte le foto che ti chiamano in notturna, tante volte devi fotografare perché ti chiamano magari tardi, fammi le foto all'edificio X, illuminato da schifo e ti tocca magari portare il cavalletto per la lunga esposizione, quindi non è che puoi illuminare ad esempio una scuola col flash, ad esempio, o incidenti o altre cose dove magari ti trovi che sei distante, è buio e magari anche le luci dei fari, dei vigili del fuoco in controluce e quindi fai fatica. Poi altre foto difficili, che in realtà non sono difficili per le condizioni di luce ma sono difficili per la situazione, sono le foto degli esterni, ad esempio fammi fotografare una strada e tu dici come fotografo una strada, cioè non hai niente magari di particolare, devi inventarti qualcosa, però ti metti magari a fare foto alla sotterra o un po' dall'alto, aspetti che passi una macchina, ma non passano macchine, però stai lì a girarti i pollici un pezzo finché non passa qualcuno, allora cerchi di fare una foto decente su un soggetto che non è un soggetto di per sé, quelle magari sono delle foto un po' più difficili, però dal punto di vista diciamo della luce è solo il fatto di fare le foto col buio sostanzialmente. Mentre un eclissi di sole o non so, una rossa sul Bizoc di notte quella. Una cosa sul Bizoc? Mi pare è stata la luna rossa se non mi ricordo mai. Non ci mandano a fare quelle robe là. No. Sono in Pietro Vittorio tipo un eclissi di sole, la cosa neanche. Mai chiamato. Poi vabbè, quelle robe ti metti mai un filtro di davanti e la fai con te. Però non sono cose, cioè se ti chiedono di fare le foto all'eclissi di sole, vai lì per fare le foto alla gente che guarda l'eclissi di sole. Quindi non è la foto dell'eclissi in sé che la scaricano da siti dei mari, degli astrofili che la fanno in alta definizione, la fanno bella, tu vai lì proprio per raccontare l'evento dal punto di vista sociale, civile, diciamo, come è vissuto dalla gente, quindi gente con le fotocamere, gente con i cannocchiali, gente magari che fa il picnic sul parco, che è lì per vedere l'eclissi, ma non è che il soggetto sia l'eclissi, è più la partecipazione a quello che sta succedendo. Il sottogiornale chiede questo. Posso vedere il microfono? Innanzitutto vorrei fare complimenti a Stefano perché è veramente bravo, ma quello che mi ha colpito è proprio stasera il tuo raccontato come professionista, è
l'avete fatto con una delicatezza, con una attenzione, veramente che non è così scontato che tutti fanno, perché ti ho sentito proprio, come dire, chiedere il permesso per entrare nella fotografia. E questo mi ha colpito, lo ripeto. E volevo anche dire che, come dire, il tuo racconto nascono tante impressioni, tanti sentimenti relativi a quello che tu stai raccontando. Quindi questa è una cosa che non credo che succeda sempre, ti faccio i miei complimenti veramente. Avete domande tecniche o riguardanti situazioni? Sì, no? Beh, se vuoi anche senza, non so se ti sento. Sì, io credo di sì. Se no con il microfono per me. Grazie mille. Riguardo al foto industriale che si diceva prima, come evidenziare l'artigianalità che si vede nelle nostre piccole e medie imprese? Cioè il sarto può essere quello che decora la bottiglia di vetro, il ceramista. Ma in quei casi dipende dalla notizia, quando ci mandano a fare l'artigiano, il sarto, quello che è, perché fa qualcosa di interessante per il pubblico, chiaramente non è che possiamo fare un articolo su una persona che fa qualcosa per fare pubblicità, diciamo, deve fare qualcosa che abbia comunque un valore, un interesse, perché o lo fa bene o perché porta turismo o per altri motivi. Chiaramente non deve essere pubblicitaria questa cosa, se no non è più un articolo editoriale, ma è un'inserzione. In quel caso vai a trovare la persona, cioè il giornalista prende un appuntamento, si va con il giornalista tante volte che magari un'intervista, oppure un'intervista al telefono, poi tu vai lì, cerchi di conoscere un attimino questa persona e di lo fai lavorare, cerchi di tirar fuori quelli che sono i punti di forza del suo lavoro, anche chiedendogli, cioè deve essere un po' un lavoro di relazione, capire cosa fa lui di speciale, cosa rende il suo lavoro speciale e dimostrartelo, e dopo lì sta a te fotografarlo, no, secondo anche un po' il tuo sentimento, diciamo, quello che a te colpisce anche del suo lavoro. Stavo pensando, non so, hai 50 anni di vita o 50 anni di lavoro in un sarto, Sì. che però magari la sua attività è dedicata a 3 generazioni ed è famoso perché comunque porta avanti le vita e porta avanti... Sì, in quel caso tutta la parte, il corollario è il pezzo scritto dal giornalista, comunque che racconta tutta la storia. Tu come fotografo puoi al massimo fargli una foto, lui magari di fronte a una foto di famiglia, quindi è capitato mai di fare delle foto degli agricoltori che sono trovati magari la cantina da anni e fare la foto davanti cioè fai la foto a lui con la foto in mano, magari del padre o del nonno, quello che è, oppure della cantina che ha qualcosa di vecchio, nel caso non so del sarto, di fronte agli strumenti magari che ha ancora antichi o delle stoffe, cercare comunque di fare un ritratto ambientato sostanzialmente che dia concordanza con quello che è l'articolo poi. Appunto stavo pensando magari al sarto che ha il bottone che passa dentro il filo su questo maglione, su questa... Sì, può essere, sì. Dipende da te, dipende anche da lui, dipende da cosa fa la persona che è davanti, dipende da quanto tempo hai per farlo, perché tante volte ti trovi a fare servizi, potrebbero essere meravigliosi, però ne hai altri 10 da fare nel corso della giornata e tocca fare le corse, o magari ti trovi in un posto, dici cavolo che figata sta roba, però la luce è oscena, perché magari ti svegli a mezzogiorno pieno, col sole in piomba, dici se venissi quella sera al tramonto sarebbe molto più bello, però non hai tecnicamente il tempo per... Diciamo che la necessità del giornale è più l'istantaneità e la quantità di informazione all'interno della foto, non tanto la bellezza poi di per sé della foto. Se riesci a portare a casa una foto bella, bene, però non è il core, diciamo, di questo lavoro. Tant'è che, come dicevo prima, ci sono giornalisti, fotogiornalisti che adesso usano quasi solo esclusivamente il telefono per fare i servizi, perché li mandano subito e gli permette di fare le cose, anche se
se non rompo le scatole tecniche con il telefonino. Sì? Scusa, ma sempre sul discorso stiamo esaurendo il tempo, quindi se faccio veloce. Ovviamente è molto interessante, faccio il disco alla signora per quei complimenti. Mi sono perso un po' di volte. Nessun problema. Quali differenze ci sono tra un matrimonio privato e un matrimonio pubblico e come far emergere le emozioni, la sposa, lo Spotify, con una foto? direi che sì, siccome sta qua un'altra ora a parlare di queste cose, ma magari la teniamo per la prossima Dico Stefano un sindaco e chi se ne frega delle emozioni, cioè la notizia il sindaco che si sposa con Centinaio, se scusate sulla scorsa estate. sì, Sì, là fai una foto, poi tante volte metti anche male tutti insieme apposta per le foto costruite, dici per piacere tutti gli sposi con tutti i politici, fai la foto per la stampa semplicemente, poi gli fai una foto di reportage vero e proprio, cioè non so, della location, più una foto proprio di loro due davanti all'altare, comunque davanti al cerimoniere, e boh, sì, non devi raccontare l'emozione di per sé dell'evento, un po' raccontare che l'evento sta accadendo, raccontare cosa c'è o chi c'è all'evento in quel caso. Cioè non è un servizio di matrimonio dove devi concentrarti sugli sposi, stai facendo il servizio per gli sposi e quindi devi far venire fuori l'amore tra gli sposi. Ragionare dell'amore degli sposi non è che gli interessa molto, interessa il fatto che queste due persone si stanno sposando, sono due persone importanti e ci sono X ospiti importanti all'evento. Sì? Ti sei mai trovato in una situazione in cui hai dovuto per dovere fotografare qualcosa che magari ritenevi inopportuno essere fotografato o non giusto? Tutte le manifestazioni Novax, gli incontri a giuste lagune dei fascisti e poi alcune situazioni, come dicevo prima, di morbosità, tipo del funerale di una persona morta che comunque no, cioè per la morte. In quel caso lì com'è che hai fatto? Cioè hai fotografato lo stesso? Fotografato comunque, perché comunque cioè, dico semplicemente non mettete il nome magari sulle foto, o magari ad esempio il funerale non so, ho evitato di andare davanti. Ho fatto comunque la foto magari da dietro quella bara e tutto, ma non sono andato più davanti alla navata a Francisco di Bari, diciamo i parenti. Però se ci sono, capita di trovarsi in situazioni in cui dici perché sto fotografando sta cosa, cioè perché gli sto dando visibilità, perché è permessa sta cosa, soprattutto magari anche dal punto di vista legale, però vabbè, se gli per raccontare li fai comunque. Bene, io direi un grosso grazie. Vi ricordo i prossimi due appuntamenti. Lunedì 2 maggio con Luca Pittoni, con la serie serate di inquadri viaggi, per cui sono racconti di viaggi con le fotografie, ci porterà in Nepal sull'Annapurna, quindi sugli 8.000 metri. E poi abbiamo sempre per la rassegna inquadro d'autore, come questa sera avremo Laura Zambelli che ci verrà a trovare lunedì 16 maggio e ci parlerà del ritratto creativo. Ecco. Detto questo basta, abbiamo fatto abbastanza tardi, credo, grazie mille per essere venuti qui questa sera e ci vediamo. Grazie. Ciao.